Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Il parco Etnaland di Belpasso sequestrato per violazioni ambientali. I rifiuti finivano in un'enorme discarica abusiva dove venivano bruciati e interrati. Indagato il titolare. A Niscemi la frana continua ad avanzare, intanto arrivano i primi aiuti per gli sfollati, mentre la magistratura avvia le verifiche per accertare cause e responsabilità. In Sicilia torna il maltempo, allerta arancione per i temporali e il forte vento nella zona tirrenica della provincia di Messina, allerta gialla sulla restante parte dell'isola, scuole chiuse a Palermo e a Trapani per domani. Corruzione sul caro estinto all'ospedale Cervello di Palermo. Sono 3 gli arresti. Chiedevano soldi anche per accelerare il rilascio delle salme dalla camera mortuaria. A Catania la polizia ha arrestato l'uomo che domenica scorsa ha gambizzato il vicino di casa. Era ai domiciliari e adesso è accusato di tentato omicidio. Un 23enne è stato fermato mentre percorreva l'autostrada A18 Messina-Catania contromano e sulla corsia di sorpasso, pensate, a bordo di una bicicletta elettrica. Calcio in Serie B, pari prezioso del Palermo contro la Sampdoria che resta adesso ai margini della promozione diretta. Il Catania stenta anche in casa e vede scappare il Benevento in testa alla classifica. Ancora buonasera. Dunque i rifiuti del più grande parco acquatico del Meridione, Etnaland di Belpasso, invece che essere smaltiti correttamente, finivano in un'enorme discarica abusiva dove venivano bruciati e poi interrati. È stata sequestrata la struttura ed è indagato il titolare dell'azienda. Il servizio di Lorena Dolci. Le carte dei gelati, i cartocci delle patatine, i resti dei picnic, tutti i rifiuti prodotti dalle migliaia di visitatori di Etnaland, il più grande parco divertimenti del Meridione, finivano in una discarica abusiva in spregio di qualsiasi rispetto ambientale. Ogni giorno, per anni, i dipendenti li trasferivano in un terreno adiacente, dove venivano bruciati e poi sotterrati. La scoperta durante un sorvolo degli elicotteri della Guardia Costiera, che si sono accorti di queste buche nel terreno. Saltano fuori 1000 metri cubi di rifiuti smaltiti illecitamente. Nel 2022 sigilla la discarica, un terreno di 6 ettari di proprietà dello stesso titolare del parco, Francesco Russello, che oggi invece vede scattare il sequestro del parco. Gli accertamenti sul terreno e sulle acque hanno confermato infatti i reati ambientali, accertando fra l'altro uno sbalzo di 9 metri, frutto dell'accumulo nel tempo dei rifiuti, per anni e in assenza totale di controlli. Parliamo insomma di un'attività che è macroscopica, perché non è una piccola azienda, era l'azienda forse più importante del posto e che quindi doveva probabilmente essere monitorata in precedenza da chi ha funzioni amministrative. Non solo rifiuti quasi mai differenziati, ma anche le acque di lavaggio delle piscine venivano smaltite senza regola. Finivano anche dentro il laghetto artificiale del parco acquatico, non adibito però ai bagni. Il rischio è per l'ambiente soprattutto, non c'era un rischio per chi andava a farsi il bagno nella piscina, ecco, per voler essere chiari. Russello deve rispondere di combustione illecita di rifiuto, traffico illecito e inquinamento ambientale. Dovrà provvedere a realizzare gli impianti di depurazione, il rispetto degli obblighi di smaltimento e la bonifica dei luoghi. A che condizioni potrà riaprire? Quando si sarà messa in regola completamente. Adesso cambiamo argomento, ci spostiamo a Niscemi, provincia di Caltanissetta, dove la nebbia, la pioggia e i nuovi movimenti del territorio rendono la zona ancora in emergenza. Arrivano i primi aiuti per gli sfollati, oggi la visita del presidente della regione Renato Schifani, mentre la magistratura avvia le verifiche per accertare cause e responsabilità di questo dissesto idrogeologico. Il servizio di GR Italia.
Stamattina Niscemi si è svegliata avvolta da una fitta nebbia che ha coperto quasi interamente il fronte della frana, quasi a volerlo nascondere, ma il pericolo resta ed è ancora ben presente. La pioggia battente non ha certo aiutato le operazioni di recupero, ferme dal giorno del crollo nella zona di Sante Croci. Oggi, durante i controlli, le squadre USAR dei Vigili del Fuoco hanno registrato continui allarmi dai geolaser, strumenti che monitorano i movimenti del terreno. Il costone, insomma, continua a muoversi. Oggi è stato anche il giorno del sopralluogo del presidente della regione siciliana Renato Schifani. Dopo aver ispezionato la zona più colpita, il governatore ha incontrato il sindaco Massimiliano Conti e i vertici della protezione civile regionale per fare il punto sull'emergenza. Subito ha annunciato un contributo immediato tra i 400 e i 600 euro che potrà arrivare fino a 900 in base al numero dei componenti del nucleo familiare per sostenere l'affitto delle famiglie costrette a abbandonare le proprie abitazioni. È un passo di decentramento istituzionale che tende a velocizzare tutto quello che è giusto realizzare a favore dei cittadini che hanno subito questi danni. Nell'immediato alcuni alloggi dello IACP saranno destinati agli sfollati, 3 sono già pronti a Niscemi, altri nei comuni limitrofi. Il sindaco potrà disporre di una delega speciale per accelerare le assegnazioni, mentre il municipio aprirà un ufficio distaccato della regione per snellire le pratiche e velocizzare l'accesso ai contributi. Ma tra i niscemesi c'è comunque malcontento. Davanti al palazzo comunale non sono mancati momenti di tensione. Alcuni residenti, costretti a lasciare le proprie case, hanno cercato un confronto diretto con il presidente, chiedendo certezze su tempi e interventi. Vogliamo una sicurezza certa perché noi siamo in mezzo a una strada, stiamo attraversando dei disagi veramente propri, vogliamo una risposta subito, immediata. Intanto si muove anche la magistratura. Il procuratore capo della procura di Gela, Salvatore Vella, ha annunciato un briefing con polizia, consulenti tecnici e vigili del fuoco seguito da un sopralluogo lungo il fronte della frana, un passaggio decisivo per chiarire cause, dinamiche e possibili responsabilità di un disastro che riaccende i riflettori sulla fragilità del territorio e sulle politiche di prevenzione. E una delle cause di questa frana è stata certamente il maltempo, un'ondata di maltempo adesso che ritornerà sulla Sicilia, prevista nelle prossime ore. La perturbazione arriva dall'Atlantico e dal Portogallo, si prevedono venti forti, mareggiate, temporali e soprattutto pericoli per le coste esposte appunto a questa nuova ondata di maltempo. Intanto i sindaci di Palermo e Trapani hanno deciso per precauzione di tenere chiuse le scuole nella giornata di domani. Il servizio di Francesco Triolo. Dall'Atlantico e dal Portogallo alla Sicilia le condizioni meteo sono in peggioramento e l'isola sarà interessata ad una perturbazione consistente, non a livello di Harry, ma dicono gli esperti, con piogge temporali da non sottovalutare. Ma soprattutto l'elemento più importante sarà il vento, venti forti di burrasca con rinforzi addirittura di tempesta sul basso Tirreno, da ovest, quindi di ponente, che nel corso della giornata di domani spazzeranno un po' tutta la regione da ovest a est, con raffiche che potranno raggiungere velocità di 80-90 km/h, ma con picchi localmente anche superiori ai 100 km/h nel corso della serata di domani, soprattutto lungo i punti più esposti della fascia tirrenica. Con il vento forte quindi anche le mareggiate potrebbero abbattersi soprattutto sulla costa tirrenica, dal Trapanese al Messinese. Un canale di vento parecchio esteso, un freccio parecchio esteso, e quindi sul Tirreno si svilupperanno delle onde con un'altezza media significativa intorno ai 5-6 metri, quindi un motondoso parecchio imponente, soprattutto nella zona a largo del Palermitano, e queste onde ovviamente causeranno delle mareggiate sui punti più esposti della costa tirrenica siciliana. Attenzione alta soprattutto sulle isole minori come Ustica e le Eolie. Il tempo andrà a migliorare non prima della mattinata di venerdì. Adesso la cronaca a Palermo, tangenti per rilasciare alle famiglie le salme dei cari deceduti in ospedale. Scattano gli arresti domiciliari per 3 dipendenti dell'ospedale Cervello addetti alla camera mortuaria, esattamente come è accaduto anche al Policlinico. Sentiamo in questo servizio Manlio Viola. Mazzette per accelerare il rilascio delle salme delle persone decedute in ospedale o per indirizzare la famiglia del caro estinto verso un'agenzia di pompe funebri specifica. Una vera e propria associazione a delinquere realizzata fra 3 dipendenti dell'ospedale Vincenzo Cervello di Palermo addetti alla camera mortuaria è stata scoperta dalla polizia. Così come già è emerso all'ospedale Policlinico, anche al Cervello a governare tutto erano gli addetti alle salme. Le agenzie di pompe funebri si erano divise gli ospedali della città e pagavano per ottenere le salme e dunque gli incarichi per i
studi funerali. Dopo un anno e mezzo di indagini iniziate nel 2024, la Polizia di Stato questa mattina ha eseguito 3 ordinanze di arresti domiciliari a carico di Vincenzo Romano, 67 anni, Onofrio Leonardo, 61 e Giuseppe Suriano, di 56. Le indagini sono state condotte dalla Mobile di Palermo, diretta da Antonio Sfameni, e coordinate dalla Procura. Le accuse per loro sono a vario titolo di associazione per delinquere, corruzione per atti contrari a doveri d'ufficio e corruzione per esercizio della funzione. Durante le indagini sono state intercettate le trattative per il rilascio delle salme, documentate le consegne alle pompe funebri anche in assenza delle prescritte autorizzazioni comunali. In un caso, dopo la morte di un cittadino irlandese a Palermo, gli agenti hanno documentato il pagamento di una tangente da 500 euro per poter riottenere la salma. I 3 avevano anche scoperto una delle cimici piazzata dalle forze dell'ordine. Agli atti anche una riunione intercettata da un'altra cimice nella quale si mettono d'accordo sulla storia da raccontare se interrogati. E adesso ci occupiamo della strage di Altavilla. Sabrina Fina, una delle imputate in aula, ha raccontato di aver assistito all'orrore, tenta di discolparsi accusando il suo compagno. Un racconto drammatico sui momenti cruciali di questa violenza che ha segnato quella parte del territorio palermitano. Sentiamo il servizio di Orazio Longo. Ero lì e ho assistito a quell'orrore, ma non sono un'assassina. Sono le parole di Sabrina Fina, coimputata in quella che è passata alle cronache come la strage di Altavilla, che davanti alla corte d'assise punta il dito contro l'ex compagno Massimo Carandente e contro il muratore Giovanni Barreca, incolpandoli degli omicidi di Antonella Salamone, moglie di Barreca, e dei figli Emanuele e Kevin, torturati e uccisi nella loro casa di Altavilla Milicia, nel Palermitano, a febbraio del 2024. Sentita dai giudici, Fina nega di aver avuto un ruolo attivo nella strage e racconta come conobbe Barreca e la sua famiglia. Frequentavamo la chiesa evangelica, dice. Antonella e sua figlia Miriam mi avevano chiesto aiuto. Sui giorni folli dei delitti la donna racconta di essere andata nella villetta solo per pregare, ma presto la cosa si sarebbe trasformata in un rito di liberazione dal demonio. La situazione sarebbe precipitata quando la Salamone avrebbe detto di volersene andare dalla casa. Il primo a morire sarebbe stato il bambino di 5 anni, Emanuel, soffocato con l'aria calda prodotta da un phon che gli era stato infilato nella bocca. Poi la Salamone l'ha uccisa Kevin, obbligato dal padre, racconta ancora Sabrina Fina, mentre Miriam dormiva sul divano. Il cadavere sarebbe stato portato fuori cosparso di benzina e bruciato. Infine sarebbe toccato al maggiore dei figli. Non accetto tutto questo fango che mi sta buttando addosso, la replica di Barreca. Ad Augusta è stata sgominata una banda specializzata in furti in appartamento. Sono 4 gli arresti che sono stati scoperti perché appunto tentavano di smerciare la refurtiva a Catania. Il servizio di Desiree Ferlito. Depredavano le case dopo averle studiate nei minimi dettagli, portando via contanti, gioielli e casseforti. In 5 sono stati arrestati ad Augusta al termine di un'indagine della Polizia di Stato che ha sgominato una banda specializzata in furti in appartamento. Le ordinanze cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Siracusa su richiesta della Procura hanno portato a 3 arresti in carcere, 1 ai domiciliari e 2 divieti di dimora. Un 6° provvedimento non è stato eseguito perché il destinatario si trova all'estero. L'inchiesta ha fatto luce su 5 furti messi a segno tra la fine del 2024 e l'estate del 2025, tra il centro storico e la zona di Monte Augusta. Secondo gli investigatori, la banda effettuava sopralluoghi preliminari per scegliere le abitazioni e valutare la fattibilità dei colpi, arrivando, come si vede nelle immagini, a indossare tute bianche da lavoro per non farsi riconoscere. Decisivo per le indagini il sequestro di parte della refurtiva a Catania, dove 2 degli indagati stavano tentando di vendere gioielli poi riconosciuti dalle vittime. Adesso parliamo di una nuova spaccata a Palermo. I ladri sono entrati in azione in corso Calatafimi nel negozio di letti e materassi per dormire, hanno sfondato una delle vetrine e sono riusciti ad entrare nell'attività commerciale portando via il registratore di cassa. Si sono impossessati anche di soldi in contanti per darsi poi poco dopo alla fuga, facendo perdere le loro tracce. Emergenza idrica e tensione alle stelle a Canicattì in provincia di Agrigento. Il sindaco Vincenzo Corbo finisce nel mirino di pesanti minacce anche di morte comparse sui social. Il servizio di Davide Sardo.
Resta altissima la tensione a Canicattì per la crisi idrica, nonostante siano tornate a circolare in città le autobotti autorizzate da AICA. La rabbia di molti cittadini non si placa. Nel mirino è finito il sindaco Vincenzo Corbo, destinatario in questi giorni di una serie di minacce via web, alcune dal contenuto gravissimo. Se non si risolve la questione, acqua do fuoco a tutto, non farti vedere in giro, so dove abiti, frasi shock accompagnate da insulti e richieste di dimissioni. Sinceramente non mi aspettavo questi attacchi così pesanti nella mia figura, ma io sono e sarò sempre accanto ai miei cittadini, anche perché dico, oggi io faccio l'interesse dei cittadini, ma forse qualcuno ha fatto passare il messaggio che io non faccio l'interesse dei cittadini, invece non è così. Sui messaggi stanno ora lavorando gli agenti della Polizia Postale e gli uomini della Digos della Questura di Agrigento. Il primo cittadino è stato ascoltato e sono stati acquisiti diversi screenshot anche di profili anonimi. Un'escalation preoccupante che potrebbe portare nelle prossime ore all'adozione di misure di tutela per il sindaco. La situazione resta sotto stretta osservazione. Adesso a Catania, dove la polizia ha arrestato l'uomo che domenica scorsa ha gambizzato il vicino di casa, era agli arresti domiciliari e accusato di tentato omicidio. Il servizio di Simona Mazzoni. Per gli spari di domenica scorsa al villaggio Dusmet è stato arrestato e portato in carcere un 27enne accusato di tentato omicidio nei confronti di un vicino di casa, un 48enne ferito alla gamba che è stato portato all'ospedale Cannizzaro, dove i medici, a causa della gravità delle lesioni riportate, lo hanno sottoposto a un intervento chirurgico. Il 27enne, che si trovava in casa al villaggio Dusmet perché sottoposto ai domiciliari, secondo quanto emerso dalle indagini della squadra mobile di Catania, prima di ferire il 48enne aveva sparato un colpo di fucile verso la casa di un parente del vicino, provocando un foro su una parete. Il 27enne, prima ancora che l'uomo salisse per le scale che portano nel suo appartamento, ha sparato ancora col fucile, questa volta colpendo la vittima a una gamba. La polizia è riuscita anche a trovare il nascondiglio in cui l'uomo aveva nascosto l'arma con cui aveva sparato, in una mansarda nascosta da una botola. E la polizia indaga anche sulla sparatoria avvenuta in via della Concordia, dove un pregiudicato di 27 anni è stato ferito alla gamba sinistra all'interno del locale nel quartiere di San Cristoforo. Il giovane è sottoposto agli arresti domiciliari, ma ha il permesso per lavorare in un salone per parrucchieri. Ha raccontato agli agenti di aver udito le grida per una lite in strada, di essere uscito dal negozio e di essere stato colpito accidentalmente alla gamba. Una versione che non convince gli investigatori. Secondo altre fonti, infatti, il 27enne sarebbe stato colpito al culmine di una lite. Il ferito è stato portato all'ospedale Garibaldi, mentre le indagini proseguono per fare luce sull'episodio. E abbiamo parlato del villaggio Dusmet, quartiere di Catania centrale, ma all'apparenza dimenticato dall'amministrazione. Guardate questo servizio di Tonino De Mano. Il centro di Catania è ad un passo, anche se villaggio Dusmet si può etichettare come periferia, lontana periferia. La conferma arriva da queste immagini, con una percezione di abbandono che non lascia spazio a interpretazioni. Marciapiedi quasi off limits per svariati motivi, dai rami d'albero caduti e lasciati per terra da diverso tempo alle microdiscariche con materassi e spazzature in bella mostra, passando all'Eternit, abbandonato in questa aiuola e che nessuno sembra vedere, dal momento che si trova lì da oltre 2 settimane. Ed è pure beffardo il cartello fatiscente che vi mostriamo. Area di attesa numero 116, in caso di terremoto radunarsi in quest'area che è sicura. Di sicuro, lo vedete, c'è ben poco. L'immagine simbolo è la ringhiera arrugginita, la cui oscillazione è evidente, così come il pericolo. Da un pericolo all'altro, guardate questo tombino ricoperto solo dal fogliame in via Vescovo Maurizio Altavilla. Marciapiedi, ostaggio anche della sosta selvaggia, specie in orario scolastico, con decine di minicar parcheggiate ovunque. Posti non ci sono per le macchinette, sono messi tutti quanti qua, anche sulle panchine. Dentro il villaggio è pieno di macchinette che le persone non possono neanche uscire da casa. Ci sentiamo abbandonati da tutti e nessuno, o quantomeno vengono le persone qua, diciamo, parte politica viene solo qua per prendere voto e andarsene. Dulcis in fundo l'accumulo di pietra laviche e rifiuti in prossimità delle case. Sono lì dal 2023, quando furono realizzati ed inaugurati questi campetti. Vogliamo capire, dopo che abbiamo fatto commissioni consiliari, siamo andati sul posto, cosa vuole fare questa amministrazione? Noi l'abbiamo segnalato, siamo andati sui luoghi e non è cambiato nulla. Villaggio Dusmet chiama, la speranza è che qualcuno risponda.
Adesso vi facciamo vedere delle immagini che hanno veramente dell'assurdo. Un giovane si è immesso in autostrada sulla A18 Messina-Catania con una bicicletta elettrica rubata poco prima. La motivazione ha sorpreso anche gli agenti della Polstrada che lo hanno fermato all'altezza di Giardini Naxos. Il servizio di Francesco Triolo. Voleva raggiungere Catania essendo a suo dire un agente speciale e la bici apparteneva ad un noto personaggio mafioso e questa è la motivazione che un 23enne ha dato agli agenti della Polstrada di Giardini che lo hanno fermato mentre percorreva con disinvoltura a bordo di una bicicletta elettrica l'autostrada Catania-Messina. Ad immortalare tutto, le telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso la scena sin dall'ingresso ai caselli di Giardini Naxos. Gli agenti, allertati da diverse segnalazioni, lo hanno individuato in tempo reale mentre pedalava contromano in corsia di emergenza e poi lo hanno dovuto rincorrere sino alla più vicina area di servizio dove il 23enne si era rifugiato dopo aver abbandonato il mezzo. Il giovane è stato poi trasportato all'ospedale di Taormina e sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. La bicicletta invece riconsegnata al legittimo proprietario che nel frattempo ne aveva denunciato il furto. E adesso lo spettacolo, dopo la sinergia per la festa di Sant'Agata, nuova collaborazione tra le nostre emittenti e RTL in occasione del prossimo Festival di Sanremo. Grazie alla radio più ascoltata d'Italia, Antenna Sicilia, Telecolor e Sicilia Web presenteranno già dal 23 di febbraio Voci da Sanremo, il servizio di Roberta Lunghi. Primato su primato. In Italia la radio più ascoltata è ancora RTL 102.5 che con Radio Freccia e Radio Z supera i 9 milioni di ascoltatori al giorno. Nulla è per caso perché risultati tanto importanti nascono dalla passione e dal lavoro ormai trentennale di Lorenzo Suraci, editore e anima della radio, geniale anticipatore della radiovisione con il vizio delle intuizioni che si sono rivelate poi chiavi di volta per avvicinare e fidelizzare il pubblico e con l'intelligenza di non adagiarsi mai sugli allori. Mai adagiarsi, anzi immaginarsi che comunque c'è tanta strada davanti. Ci piace cominciare a rafforzare quella che è la realtà, diciamo, italiana, particolarmente regionali. E proprio in quest'ottica, dopo la sinergia durante la festa di Sant'Agata tra RTL e Antenna Sicilia, nasce una nuova collaborazione. Vi ho fatto un invito ufficiale per esserci anche voi con noi a Sanremo per questa grande esperienza che noi facciamo ormai da tantissimi anni. RTL da molti anni, potente amplificatore del Festival di Sanremo, in questa edizione aprirà le sue porte anche della radiovisione alle telecamere di Antenna Sicilia per condividere retroscena e interviste ai protagonisti. Allora verremo a curiosare nel vostro meraviglioso track. Dovete venire, avremo modo di amplificare al massimo quella che è la nostra esperienza a Sanremo. Pronti a diventare tutti rigorosamente dei veri normal people. Grazie Lorenzo Suraci. Assolutamente, grazie a voi. Ci fermiamo, una piccola pausa, poi il calcio. Rientriamo nella seconda parte del nostro telegiornale, apriamo la pagina del calcio, partiamo con la Serie B, con il Palermo che ieri è stato protagonista di una gara scoppiettante a Marassi contro la Sampdoria, finisce 3-3, altalena di emozioni, alla fine pareggia Ceccaroni per i siciliani, il servizio di Marco Gulla. Fuochi d'artificio a Marassi, Sampdoria-Palermo regala emozioni e gol. Finisce 3-3, una partita infinita con il rosanero che acciuffano il pareggio oltre il 90° con questo colpo di testa di Ceccaroni. È il 12° risultato utile consecutivo per la formazione rosanero che però adesso rischia di allontanarsi dalla zona promozione diretta. Riavvolgiamo il nastro, c'è l'ex Brunori tra i blu cerchiati. Inzaghi risponde con Jonsen dal primo minuto. Partita scoppiettante sin da subito, 2 gol annullati, uno a Brunori, l'altro a Pierozzi per fallo di Bani, ma i siciliani trovano il vantaggio al tramonto del primo tempo per una sfortunata autorete di Abigard dopo un cross di Palumbo. Ripresa, succede di tutto. Begic dopo 5 minuti pareggia e poi al 54° Brunori serve un assist al bacio per Pierini che segna il suo primo gol in blu cerchiato. Partita ribaltata. La Samp cala il tris al 23° sotto la pioggia battente con l'inserimento vincente di Cherubini su assist
dalla destra. Sembra finita, ma non è così. I cambi di Inzaghi danno la scossa ai rosanero che tornano in vita con il gol di Augello dopo una grande azione di Palumbo. Poi nel finale la capocciata di Ceccaroni regala il pareggio al Palermo. Negli istanti finali ci prova poi Ampalo, ma il punteggio resta sul 3-3. Una partita memorabile a Marassi. Una partita dai 1000 volti, è chiaro che finito il primo tempo speravo di vincerla, poi per come si era messa, insomma, va bene così, abbiamo avuto una grande reazione, abbiamo fatto il 3-3, anzi con poi Ampalo abbiamo sfiorato il 4-3, adesso non ho ancora visto quell'episodio, però insomma teniamoci questo punto che sarà molto importante, diamo seguito ai nostri risultati. Adesso parliamo del Catania che non va oltre il pareggio contro il Cerignola al Massimino. 0-0 risultato finale, Benevento vittorioso a Trapani, scappa via in classifica. Il servizio di Marco Carli. Il Catania non riesce ad andare oltre e questa volta non viene in soccorso nemmeno il campo amico. Dopo la sconfitta di Potenza col Sorrento arriva il pareggio a reti bianche con il Cerignola dopo una gara di costruzione in cui il Catania ci prova, ma l'unica vera parata la fa Dini. Primo tempo dei ritmi bassi e con tanti errori tecnici. Quaini va in gol dopo un tocco di Allegretto, ma l'arbitro fischia fallo e resta dello stesso avviso dopo la revisione. Si deve arrivare quasi alla mezz'ora per vedere una conclusione insidiosa. Ci prova Jimenez da fuori area, sinistro al lato di poco. Il Cerignola però risponde con Parlato, questa volta il tiro di destro, ma il risultato identico, pallone fuori. L'occasione giusta, la prima vera palla gol, capita sui piedi di D'Ausilio, che da dentro l'area non capitalizza il passaggio di Corbari e spedisce alto. L'unico rammarico che nelle situazioni pericolose che abbiamo creato siamo stati poco incisivi, poco determinanti, però per quanto riguarda la prestazione non posso rimproverare niente, ragazzi. Fra l'avvio della ripresa e i primi minuti entrano Lunetta, Di Noia e poi Caturano e Bruzzaniti. Il Catania ha più profondità, da un'iniziativa di Lunetta, il pallone arriva a Casasola che calcia alto. L'esterno si ripete, ancora servito da Lunetta ma spedisce fuori anche se non di molto. Tocca però a Dini salvare il risultato. Russo da sinistra, pennello un cross su cui Dorazio scaglia un tiro potentissimo che il portiere etneo respinge con un grande intervento. Toscano si gioca anche la carta Rolfini. Arriva l'occasionissima sui piedi di Lunetta, ben lanciato da Quaini, ma la conclusione deviata in angolo. Il Catania chiama anche 2 volte la revisione ma l'arbitro non cambia idea e nel convulso finale viene espulso Lunetta. Finisce la lunga striscia di vittorie interne, un risultato che, complice il Benevento che scappa, allontana anche il sogno della promozione diretta. Fermiamo un'altra piccola pausa, ritorneremo tra pochissimo. Rientriamo in diretta, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, dunque il nostro telegiornale finisce qui. Vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di serata a tutti.